È bellissimo, è uno dei rioni storici che ha una storia, una cultura, un senso di appartenenza anche per chi lo vive e per chi lo ha vissuto. Del Portello si dice sempre che è pieno di spacciatori, invivibile, insicuro. In realtà è il quartiere popolare e storico per eccellenza di tutta la città. Le commedie dialettali padovane nascono tutte qui. E lo sa bene Marco Carrai, assessore e democratico, ma ancor prima residente del Portello. Ed è proprio per ridare al Portello la sua vera identità che oggi è sceso in piazza il Partito Democratico con proposte precise. Sollecitare la Regione a completare la riqualificazione delle palazzine Ater, confermare la forte presenza delle forze dell'ordine, ma anche l'idea di una pedonalizzazione della zona della Porta del Portello, creando dei plateatici, significa questo ridare vitalità al quartiere. Provvedimenti necessari, lo sa bene chi raccoglie tutti i giorni gli umori spesso neri degli abitanti. Beh, tutti i giorni, perché uscendo di casa mi capita spessissimo di incontrare cittadini, amici che mi chiedono, si lamentano anche, propongono. Bisogna ascoltarli e poi fare una sintesi. Gli interventi costano e non sono semplici, tanto più dopo il taglio del 90% alle risorse regionali per la sicurezza. Il Portello deve essere restituito a una riqualificazione, a una rivitalizzazione di questo quartiere e non può essere lasciato in mano alla criminalità, allo spaccio di droghe.